La parola adesso invece la do a un leader storico del movimento sardista in Sardegna, che è stato vicepresidente della provincia di Nuoro, sindaco storico di Baunei, grande leader delle lotte ambientali in Sardegna. Pasquale Zucca. Grazie Mauro. Mi pare che questa assemblea questa sera dimostri di aver affrontato e risolto un problema fondamentale e che sia in grado di dare un messaggio chiaro all'opinione pubblica in Sardegna. Troppi falsi profeti stanno occupando la scena mediatica della carta stampata, della televisione, perché ci stanno predicando delle apocalissi senza speranza. Bene, noi qui invece è vero, abbiamo un'apocalisse, però questa apocalisse per noi ha una speranza. E la nostra speranza, lo hanno detto chiaramente gli interventi, viene da quelle profezie del passato, lo diceva bene l'archeologa, nella nostra storia, nella storia del popolo sardo, la storia del popolo sardo, anche quando non è stata scritta, era scritta nelle pietre. E noi dobbiamo leggere le pietre e prendere le profezie del passato. E costruire però non bastano le profezie del passato, occorrono per una apocalisse che dia speranza, costruire le profezie del futuro, cioè il progetto politico, la prospettiva politica. Ebbene, da questo punto di vista noi sappiamo che la speranza non ci verrà, l'ho detto all'Assemblea, io qui lo ripeto, non ci verrà da una divinità, da un demiurgo che interviene dall'alto, ma questa volta il demiurgo, chi risolverà l'attuale apocalisse sarà il popolo sardo. Sarà il popolo sardo con un progetto politico e deve essere chiaro a tutti in questo preciso momento che questo progetto politico, per il sottoscritto che ha fatto tante assemblee con il Movimento Pro Territorio che aderisce a Forza Varisi, questo progetto politico è la costruzione di un soggetto politico nuovo che dia identità e soggettività moderna al popolo sardo. Ed è la costruzione, le elezioni di marzo verificheranno se la nostra proposta politica sarà il nucleo fondatore di un partito nazionale sardo che sgomberi le macerie dell'attuale apocalisse e faccia intravedere e faccia uscire i sardi da questo labirinto di un presente apocalittico dal quale parecchi non vedono via d'uscita se non lo spopolamento, se non l'emigrazione, se non l'arretramento dei valori civili e sociali. Noi riteniamo invece che una grande responsabilità ci sta davanti. Io ho un passato politico, però non ho mai firmato cambiali elettorali a nessuno. Le uniche cambiali elettorali le ho pagate al popolo del mio paese e ho risposto sempre di queste cambiali. Noi non abbiamo cambiali politiche da scontare con nessuno e dispiace perché spesso quando si vende una promessa, poi quando la promessa si manca c'è il distacco della gente dalla politica. Io ricordo il vento sardista e quando il vento sardista cessò perché i sardisti diventavano dei ras come i socialisti. Le speranze di trasformazione del Partito Comunista a un certo punto, speranze anche buone perché se l'Italia non ha vissuto il Cile lo si deve a un partito che nella base era democratica e che ha impedito le avventure autoritarie, però a un certo punto quelle proposte politiche si sono tutte esaurite, perché di fronte al problema di fondo che era l'avvenire del popolo sardo, queste proposte politiche, alla prova dei fatti, si sono rivelate fallimentari e in questo io faccio autocritica, solo parziale, perché sono stato tra i pochi che ha sempre contestato i modelli imposti dall'alto. Volevano imbalsamare il Gennargentu e io risposi a questa gente, badate, il popolo di Baunei di Talana non ha mangiato ghiande per secoli perché qui arrivi un proconsole romano a governare il territorio,
o perché si faccia un polo di sviluppo in pianura che distruggerà l'ambiente, come puntualmente è accaduto, un disegno dello Stato italiano, di quel centro-sinistra e dell'Europa che è fallito, come sono fallite anche tante proposte di autonomia. Quindi noi siamo in campo come Movimento Sardo Pro Territorio, come Forza Varis, perché io aderisco a Forza Varis, perché si crei una proposta politica che sia in grado di parlare, al cuore dei sardi, perché la speranza c'è. Sardinia in eternum vive, Sardegna vive in eterno, e io ritengo che vivrà in eterno soltanto se ci sarà un popolo sardo che deve mantenere, che deve costruire la sua unità di pensiero, di azioni e di opere. Perciò io ho aderito a Unidos e mi scuso con Mauro se non sono stato, perché Mauro, bisogna dire, ci ha sollecitato infinite volte. Io sono tra quelli che per impegni vari spesso sono mancato, ma con Mauro le battaglie sul piano paesistico, le battaglie per una svolta copernicana affinché i sardi siano i protagonisti del territorio, dello sviluppo e della tutela, coniugati insieme, per una soggettività, per un disegno istituzionale nuovo che sbaracchi questa regione, perché è una regione piena d'erba mana, d'erba volistera, d'erba stangia, e standera a mesare quest'erba, caston'erba mana. Grazie Pasquale.